Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizie dal Polesine, offerta dell'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Sponsor della puntata di oggi, la bottega dell'Acqua Viva in via Po Vecchio 20 a Portoviro, spaccio di articoli ittici. Oggi i giornali non sono in edicola, quindi ci baseremo sulle notizie del web e sul gazzettino di ieri. Forbice alla gola, 28enne rapinata al Postamat. Paura Badia, derubata di 400 euro e della Lancia Y. L'uomo, che potrebbe aver avuto all'incirca 50 anni, ha puntato una forbice alla gola alla signora che stava appunto prelevando e si è fatto consegnare il contante oltre alla sua auto. C'è stata poi la manifestazione a Rovigo, la protesta delle imprese strangolate dalle chiusure, manifestazione sul listone di esercenti, parrucchieri, baristi e gestori di palestre per i continui stop and go. Dopo un anno del primo lockdown, per le ditte ancora chiuse la situazione è ormai insostenibile. Infatti i dimostranti sottolineano che le chiusure nel confronto con l'estero fanno scalpore. In Spagna i negozi sono aperti e si preannuncia la difficoltà per pagare le tasse e quindi stipendi a rischio anche per gli statali. Il coronavirus l'emergenza, 3 decessi e un nuovo allarme in casa di riposo al San Salvatore di Ficarolo. Positivi 6 ospiti e un operatore. Il Taglio di Po. Il coordinatore del gruppo dei medici di medicina integrata di Taglio di Po, il dottor Antonio Camisotti, ha comunicato che la quasi totalità dei medici tagliolesi effettueranno le vaccinazioni per combattere il coronavirus. Vaccineranno i propri pazienti non appartenenti a categorie fragili, compresi nella fascia di età dai 70 ai 79 anni. Lendinara, buoni spesa per le famiglie e sostegno alla casa albergo. Sì della Giunta al bilancio di previsione con misure per il commercio di servizi e il sindaco Viaro dice capitoli di spesa straordinari per attenuare l'impatto dell'emergenza. Sport, Lucio Taschin confermato al CONI, altri 4 anni alla guida per far ripartire lo sport dalla pandemia. Da Rovigo in diretta, Rovigo scatta la zona arancione e torna al mercato. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'ordinanza del Ministro della Salute che dal 6 aprile fa ritornare il Veneto in zona arancione e quindi il mercato di Rovigo riprenderà con tutte le tipologie merceologiche. Sempre Rovigo in diretta, parcheggi gratis a 2 passi dalla spiaggia. I residenti potranno usufruire della sosta gratuita, però dovranno fare apposita richiesta tramite mail all'indirizzo monica.pozzati@comune.rosolina.ro.it. Verrà rilasciato il tesserino di colore giallo da esporsi sul cruscotto del veicolo autorizzato. Ieri i Bontemponi, con il loro presidente Roberto Malangoni, erano ospiti di Antena 3 nel pomeriggio di Pasqua. Spiegherà infatti la storia senza dubbio affascinante dei Bontemponi, simpatica compagnia di bottrighe. Complimenti ragazzi! Rosolina, la solidarietà dei polesani arriva agli anziani. L'associazione Anteas ha dato vita ad una colletta per la Rosa dei Venti, che è appunto la RSA di Rosolina, con dei doni offerti da aziende e famiglie. Il direttore ha annunciato che quanto prima si riapriranno le porte alle visite dei familiari dopo questo periodo così duro. Da Rovigo oggi, più che raddoppiato il costo per il servizio di accesso alla spiaggia di Barricata. I consiglieri di opposizione, Silvia Siviero e Valerio Gibin di Portotolle, chiedono spiegazioni in merito al raddoppio del costo di gestione, tra l'altro con minori servizi preventivati. E per finire, sempre da Rovigo oggi, CSA Adria, visite bloccate al CSA di Adria per disposizione della Regione Veneto. Dopo la ripartenza si interrompono nuovamente le visite ai parenti della struttura per disposizione della Regione. Attive comunque le videochiamate. Puntata finita, vi ringraziamo naturalmente per la fedeltà con la quale ci seguite. Vi ricordiamo che alle ore 11.50 e alle ore 14 siamo anche su Radio Diva, sulle frequenze di 94 e 100, e da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!